Primo punto. I medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni ad essi relative. Disposizioni che rimandano all'accordo raggiunto venerdì pomeriggio sull'effettuazione dei tamponi proprio da parte dei medici di famiglia, misura destinata a cambiare la geografia dello screening in Veneto, finora concentrato nei drive-in. Da qui la nuova ordinanza della Regione a partire dalla distribuzione dei test rapidi a tutti i camici bianchi, che saranno dotati anche dei DPI necessari. I test, dal costo per le casse pubbliche di 18 euro ciascuno, ma gratuiti per il paziente, potranno essere fatti a domicilio degli assistiti o in ambulatorio. Se questo risulta poco praticabile, il medico potrà servirsi di spazi concessi dal comune o dal distretto sanitario. Il medico quindi in questa fase cambia pelle anche dal punto di vista giuridico. Il medico di base diventa ufficiale di sanità pubblica, cioè nel momento in cui il medico farà il dispositivo della quarantena vale anche per l'INPS. L'obbligatorietà dell'ordinanza, che si rivolge a circa 3.150 medici e 500 pediatri, significa che nessun professionista potrà sottrarsi. Tradotta in soldoni, chi non lo fa verrà sanzionato. Il messaggio è chiaro soprattutto ai medici aderenti alle sigle che non hanno firmato l'accordo: SNAMI del Veneto, FIMG di Vicenza e Treviso. Rispetto le idee di tutti, dall'altra parte sono i medici che hanno aderito e dicono che ci sono le condizioni e lo fanno. Punto. Adesso c'è un'ordinanza, è obbligatorio. Scusate, se stiamo qui a discutere finisce anche il Covid. Non c'è nessuna contrapposizione. Noi ringraziamo tutti i giorni i medici di base che stanno facendo un lavoro anche loro eroico in un momento difficile, però adesso chiediamo che la fase di testing sia fatta. Penso che sia una roba ragionevole, non stiamo chiedendo di tagliarsi le vene e donare sangue. È remunerato l'accordo, dobbiamo riconoscere fino in fondo il sacrificio che viene chiesto a un medico, anche da un punto di vista organizzativo, scusami, però è pur vero che davanti a questa difficoltà, a questa crisi, ai cittadini dobbiamo tutti assieme erogare il servizio. Ma un'altra ordinanza allo studio della Regione potrebbe riguardare i centri commerciali. Stiamo pensando a delle misure, ma come ripeto, in questa fase non di coercizione delle attività produttive, ma di coercizione di quello che è l'assembramento inutile. Lo struscio in un centro commerciale non serve farlo. E in tempi di Covid meglio rinunciare anche ad alcuni imminenti riti. Io spero che dolcetto scherzetto stasera non funzioni. Invito i genitori di evitare di fare, sembrerà quasi una banalità, suonare i campanelli non è proprio il caso di mandare i bimbi in giro per le case, perché va contro tutti i principi di controllo della diffusione di un virus, no?